Siamo tornati nella nostra terra come figli del Veneto. Scendono dal pullman, contenti ed emozionati. Il Veneto è la loro terra d'origine per questi sardi provenienti da Arborea, una volta chiamata Mussolinia di Sardegna, la prima città di fondazione creata dal fascismo. Mentre i lavori di bonifica Mussolinia di Sardegna sono ormai prossimi al loro compimento, che avverrà nel 1937, le campagne già bonificate aumentano ogni anno la loro produttività. Dalle nostre terre i loro genitori, quasi tutti contadini, sono partiti per bonificare e colonizzare un'area di quasi 20.000 ettari nella provincia di Oristano. Un tempo desolata dalla palude e dalla malaria. Un lavoro immenso in un territorio che nel 28 era in gran parte occupato da stagni ed acquitrini. Veneti e sardi che accorsero per la costruzione di strade e canali, ponti ed argini, officine e ferrovie, ambulatori e case coloniche. Una sessantina di quei discendenti sono tornati a visitare i paesi d'origine dei loro cari. I miei genitori, gli nati a Gorgo al Monticano, quando mia mamma è arrivata in Sardegna si è messo a piangere perché il Veneto era verde e rigoglioso, la Sardegna era arida e secca. C'era niente e polenta e niente, un po' qualcosa del genere, quindi sono stati anni durissimi per le nostre famiglie. È stata dura, però alla fine ne hanno raccolto i frutti di tanta fatica. Io dico, abbiamo raccolto i frutti, sì. Abbiamo un allevamento di circa 500 capi di bestiame, capito? Produciamo oltre 20.000 quintali di latte all'anno. Tornare qui in Veneto, cosa significa per lei? Significa una cosa straordinaria. In Pisa la candela